Assessore, ci sono degli interventi correttivi per una migliore gestione del numero unico dell'emergenza? Sì, ci sono degli interventi che verranno messi in campo, anche il piano stesso, ne avevamo detto che col tempo c'è il Comitato regionale dell'emergenza che avrebbe valutato e verificato se c'erano degli interventi correttivi da fare. Alcuni interventi sono già in fase di predisposizione, cioè modificazione dei siti delle ambulanze. L'altra cosa che è stata rilevata è che sono ancora troppi le chiamate del 118 per i casi lievi, diciamo per i cosiddetti codici bianchi, che non rientrano nell'emergenza ma che sono un'urgenza per le persone che chiama. La persona che chiama ha la percezione di avere un problema, ma non è un problema da 118. Per fare questo ovviamente dobbiamo dare correttamente le informazioni ai cittadini su come comportarsi, chi chiamare, però dobbiamo accelerare la nascita di quelle emergenze territoriali. È un numero già previsto 116-117, ma il numero può essere ininfluente in questo momento, ma di un soccorso che non è quello del 118, ma che è un soccorso dell'azienda sanitaria per i problemi urgenti ma che non richiedono l'intervento dell'ambulanza.